La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 735.000 euro per garantire cure ortodontiche ai minori in condizioni di fragilità, affidando le risorse al Burlo Garofolo. Il provvedimento mira ad ampliare l'accesso a prestazioni e apparecchi ortodontici anche al di fuori dei livelli essenziali di assistenza, per bambini e ragazzi fino ai 14 anni residenti in regione, con priorità a chi vive situazioni di vulnerabilità sociale o economica. È previsto un sistema di costi differenziati in base all'ISEE. Ci sarà la gratuità totale degli interventi nei casi più fragili e per patologie gravi sotto i 10.000 euro, un contributo ridotto tra i 10.000 e i 20.000 euro di ISEE e tariffe progressive oltre a questa soglia che saranno comunque calmierate. Ci sarà una gratuità fino a una soglia di reddito e poi un ticket che calmierà ovviamente impegni importanti che rischiano di vedere delle famiglie non poter curare i bambini. Quindi è una misura culturalmente anche importante che noi avviamo con questo percorso. Naturalmente, se poi gli esiti daranno i risultati che tutti ci auspichiamo, implementeremo queste risorse per consentire ai bambini minori di poter avere garantite queste cure. La scelta del Burlo è perché è un istituto scientifico che riguarda l'età, minore età, quindi è specialistico in questo, anche perché c'è tutta una procedura legata al riconoscimento della necessità del bisogno, che ovviamente deve essere fatto da professionisti del sistema pubblico, riconoscendo questo diritto.